Buonasera a tutti da Venezia Channel, Ice Veneto, Ice Treviso. Sono in compagnia di Federico Cocchetto, responsabile della guida dell'Ice Veneto, la guida Venezia. Per quanto riguarda la parte provinciale, sì, per Venezia sì. E stasera qui abbiamo avuto l'occasione e la fortuna di assistere a una bella degustazione, una verticale. Cosa vuol dire verticale? Anche per spiegarlo un po' ai nostri... Una verticale significa dover o poter apprezzare un vino della stessa azienda in diverse annate, quindi andare in verticale nel tempo. E la cosa interessante è stata che abbiamo potuto degustare, come dire, un vitigno autoctono, raro. Come si può spiegare? Parliamo di Recantina. Parliamo sì di Recantina, che è un vitigno sia autoctono che raro. È di pochi anni fa la messa in commercio di questo vitigno. Nel caso specifico di questa azienda, che ha incominciato circa 20 anni fa alla riscoperta, trovando alcune piante, cercando di riscoprire questo vitigno di cui si erano perse le tracce ormai dall'avvento della fillossera, e quindi ha cominciato questo progetto per riscoprire, cominciare a riprodurre e cercare il bando della matassa per arrivare a un vino interessante. Noi siamo partiti dal 2012, giusto? Esatto. Per arrivare fino al 2015. Quindi in qualche modo un'evoluzione, no, di questo vino. Tu hai notato delle differenze sostanziali? Sì, la differenza sostanziale è stata soprattutto per quanto riguarda queste quattro annate, 12, 13, 14 e 15. La 14, come molti si sapranno o si ricorderanno, è stata un'annata per la nostra zona piuttosto infausta, perché è stata molto piovosa, per cui i rossi ne hanno sofferto. Però qui abbiamo potuto apprezzare quattro annate, tra cui una in particolar modo con una punta di eccellenza, l'altra, il 2014, invece con un vino molto diverso che punta molto più sull'acidità, ma comunque un vino decisamente piacevole rispetto al classico Recantina. E noi abbiamo avuto anche appunto la fortuna di avere qua i produttori, padre e figlio, che si chiama Lino, il padre, e Matteo Forner. Esatto, sì, di fatto questa è la famiglia Forner, appunto l'azienda è Patto del Colmel, ormai ho fatto pubblicità. Sono stati, il padre appunto Lino Forner è stato quello che più di tutti nel nostro territorio ha avuto l'intuizione di mettersi in gioco e creare un progetto su questo vitigno, riscoprendolo appunto. Infatti si chiama proprio Recantina Forner, quindi è stato depositato anche. Esatto, sì. Le tipologie, le varietà sono Recantina dal Pecol o dal peduncolo rosso, peduncolo nero, ma di fatto questa varietà è stata depositata appunto con il nome di Forner, di Lino Forner, che è appunto quello che l'ha riscoperta. Poi un'altra cosa interessante che ho trovato molto interessante è il nome della loro azienda, che si chiama Pat del Colmel. Pat, ci hanno spiegato un po' il loro soprannome, come dire. Sì, Lino è Pat, quindi Pat è il soprannome di Lino, e del Colmel è del colmello, quindi di questa zona, di questa collina, di questo colmello appunto. Quindi sicuramente è stata, come dire, una riscoperta, o per me una scoperta molto interessante. Tra l'altro un'azienda anche che fa agriturismo, quindi è possibile visitarla, ha, come dire, la possibilità di ospitarci. E stasera qui eravamo anche ospiti, tra virgolette, del ristorante 28ª Buca, perché siamo all'Asolo Golf Club, che tra l'altro è diretto da un vostro collega. Sì, certo, Alessandro Vettorella è appunto il direttore dell'Asolo Golf Club, è una persona veramente molto affabile e gentile. Ci ha appunto proposto questa serata, che è veramente uno spaccato di territorio. Siamo nella zona del Montello Colli Isolani, siamo quindi territorialmente nel posto, con un vino del posto, con un vitigno autoctono, quindi il top. Questo fa parte un po' del, come dire, del percorso che Ice Treviso, insieme con Vladimiro Gobbo, che ricordiamo è il delegato appunto per Treviso dell'Ice, fate da tempo, che è quello Degusta, come si chiama? Degusta Ristorando. Che è importante perché
molti ci chiedono effettivamente gli abbinamenti, come si può, non è soltanto, come dire, il mondo del vino soltanto per gli addetti ai lavori, il mondo del vino è per tutti gli appassionati che vogliono in qualche modo avere degli ottimi vini, dei vini particolari insieme con del cibo altrettanto di qualità. Sì, in effetti abitiamo in una zona, ma d'altronde tutta l'Italia è uno scrigno di particolarità e di cose molto interessanti. Nel caso nostro stiamo parlando appunto di un degusta ristorante, per cui si cerca di valorizzare sia il prodotto enologico sia dei piatti particolari. Questa serata è stato fatto un menù con dei piatti rivisitati, ma cercando di arrivare a un abbinamento, se non fosse estremamente per tradizione, ma sicuramente era innovativo nel rispetto di quello che sono le peculiarità di questo vitigno in cui la riscoperta ormai è in atto. Bene, a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento a uno dei prossimi eventi dell'ICE Treviso, ma in ogni provincia trovate un ICE altrettanto bravo, altrettanto forte, che vi darà sicuramente occasione di visitare aziende, di degustare vini, quindi informatevi sul sito dell'ICE che è www.iceveneto.it, al cui interno cliccate su Venezia, la guida di tutti i vini del Veneto, gratuita per tutti. Bene, alla prossima, grazie.